una regione che si muove tra mille difficoltà, che comunque con difficoltà riesce a portare avanti degli obiettivi, un programma di lavoro e in particolare nel suo impegno di Presidente della Commissione Sanità, una sanità che comunque rimane sempre indietro rispetto a quelle che sono le necessità dei siciliani. Sì, lo so, voglio dire, la situazione credo sia pesante, non voglio usare il termine drammatica perché uno deve avere anche la forza di rialzarsi, lo dice una che quando c'è stato il terremoto avevo 6 anni, però ho visto qui le persone sbracciarsi e ricominciare, si può ricominciare anche di fronte ad una tragedia come quella di un terremoto, figuriamoci di fronte ad un momento di crisi che pure c'è, è un momento di crisi economico, un momento di crisi sociale, però bisogna avere la forza di andare avanti, questo governo ancora è troppo presto per valutarlo, però penso che abbia cercato in tutti i modi di mettere a segno quelle che sono le risorse per rilanciare l'isola. Io mi occupo di sanità, sono in Commissione Sanità, devo dire se il piano regionale verrà approvato sia al Ministero dell'Economia che al Ministero della Salute, io credo che questa regione avrà una rete ospedaliera che non è cosa da poco, perché avere una rete ospedaliera significa come effetto collaterale positivo preparare i concorsi, mettere a regime le strutture, offrire sanità ai cittadini, evitare la mobilità passiva, quindi una serie di si innesca, diciamo così, un processo virtuoso e noi a questo dobbiamo mirare e per questo dobbiamo lavorare. Come si fa comunque a mettere a regime un sistema di questo genere quando mancano le risorse? Ma le risorse, le dico una cosa, per quanto riguarda per esempio l'apertura intanto ai concorsi e l'apertura in qualche maniera e per esempio già sono partiti i concorsi per anestesisti e rianimatori perché è una fetta di professionisti che manca in maniera marcata nel nostro territorio, le risorse ci sono state, quindi io credo che bisogna tagliare gli sprechi, in sanità la spending review serve laddove tagli gli sprechi ma dai nello stesso tempo un'offerta sanitaria degna di questo nome per i cittadini e per questo bisogna lavorare di concerto ovviamente con un governo nazionale che su queste cose deve essere sensibile, non possiamo parlarci addosso o parlare da soli.